È scaduto questa mattina alle 9, 24 aprile 2020, il termine per presentare istanza alla Prefettura di Agrigento e manifestare interesse ad offrire ospitalità completa ai migranti sbarcati sulle coste agrigentine. I migranti sbarcati a Lampedusa dovranno essere sistemati in strutture capaci di contenere il rischio contagio e trascorrere di fatto il periodo di isolamento obbligatorio, la cosiddetta quarantena. Il Ministero dell'Interno ha fornito le indicazioni alla Prefettura di Agrigento, che da qualche giorno ha pubblicato un avviso per individuare idonee strutture ricettive nel territorio della provincia di Agrigento che abbiano una capienza da 51 a 150 posti. Il costo di tale operazione in questa fase indicativa è di circa 454.000 euro solo per i primi 3 mesi e sarà determinato, riporta il bando, in fase di stipula delle singole convenzioni dal servizio delle prestazioni erogate, moltiplicando il numero dei cittadini stranieri effettivamente ospitati per il prezzo pro capite e pro dì offerto, nonché dal rimborso del kit, del pocket money e schede telefoniche consegnate ai migranti. Dal 1° maggio dovrà essere garantito il servizio fino al 31 luglio, fatte salve eventuali proroghe necessarie e connesse all'evoluzione dell'emergenza epidemiologica in corso. Nel caso in cui l'operatore che abbia presentato la migliore offerta non assicuri la copertura per tutti i posti richiesti, spiega la nota prefettizia, si procederà all'ulteriore affidamento all'operatore classificatosi secondo in graduatoria per il numero dei posti residui rimanenti. La Prefettura inoltre ha previsto tramite apposito bando convenzioni con un vettore marittimo per il trasferimento dei migranti sbarcati a Lampedusa fino a Porto Empedocle e convenzioni per il servizio di trasporto con i pullman su itinerari che potranno essere provinciali, regionali e ultraregionali. Il servizio di trasporto, riporta sempre la Prefettura, dovrà essere garantito con veicoli idonei, efficienti ed in regola, nonché conformi alle correnti disposizioni igienico-sanitarie e soprattutto con una disponibilità H24 anche nei giorni festivi.